Abbiamo voluto organizzare questa giornata di inclusione e di consapevolezza per dimostrare ai ragazzi che l'autismo non è un limite ma un modo di essere, e pertanto se lavoriamo tutti insieme per aiutarli potranno inserirsi e realizzarsi nella vita. Ringrazio oggi la scuola per questa opportunità che mi dà di parlare di autismo. Io sono la mamma di Manuel, un ragazzo autistico, e per me oggi è importante questo momento perché spesso si ha paura di quello che non si conosce. E io in questi anni ho imparato che nella diversità ci si arricchisce e non è una cosa da temere, anzi è qualcosa che ci aiuta a comprendere in maniera diversa gli altri. Soprattutto in questo caso i ragazzi autistici che hanno un modo particolare di esprimersi e di relazionarsi, e quindi aiutarli in questo percorso con l'empatia oggi non è facile, e quindi ricordare che ognuno di noi può collaborare a splendere nella vita credo che sia essenziale. Quindi vorrei dire a tutti di restare originali ma soprattutto autentici.